L'assessore regionale della Protezione Civile, Riccardo Riccardi, dopo il tour in provincia di Pordenone, ha terminato la sua mattinata nella zona udinese per verificare di persona alcune criticità evidenziate dai sindaci a seguito delle abbondanti precipitazioni abbattutesi la scorsa notte sulla nostra regione. La ricognizione ha interessato diversi comuni dell'area pedemontana, da Aragogna a Magnano fino ad Artegna, e ha permesso di individuare criticità diffuse in più punti della rete idraulica. Riccardi ha quindi evidenziato come le caratteristiche delle precipitazioni siano ormai mutate rispetto al passato. Adesso noi raccoglieremo tutti gli eventi che sono capitati. A me pare che oggi il più significativo di quest'area che abbiamo visto riguarda la statale, cioè c'è un flusso d'acqua con un corso, con un tombotto abbastanza stretto che riguarda la possibilità dell'invasione della carreggiata della Ponte Bana. Quello è il punto sicuramente più pericoloso, quindi là bisogna fare subito, come faremo subito anche qua, insomma, ma quello è il più urgente perché è il più impattante, è il più pericoloso. Più ci sono molti altri punti, siamo andati a Aragogna, prima a Magnano, adesso siamo qui a Artegna, adesso proseguiremo per Tavagnaco.